Ufficializzata sabato ad Agrigento la candidatura dell'onorevole Saverio Romano nelle liste di Forza Italia alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. A fare gli onori di casa l'onorevole Enzo Fontana, che ha riunito parte dei suoi sostenitori per spiegare le ragioni di tale adesione al progetto politico che vede impegnato in prima persona l'onorevole Saverio Romano, coadiuvato dall'assessore Roberto Lagalla, e programmare quindi le prossime iniziative sul territorio. È un primo incontro in vista di queste elezioni, delle elezioni europee, che oggi ritengo sono delle elezioni importantissime, in un momento veramente delicato e particolare, dove i sovranisti e i populisti la fanno da padrone, e quindi noi dobbiamo sperare e cercare di convincere i nostri elettori a non lasciarsi trasportare da facili entusiasmi e invece pensare a un'Europa unita, a un'Europa, alla nostra nazione. Non deve essere contro l'Europa, ma deve essere con l'Europa, quindi non c'è migliore occasione che stare proprio in un'area di moderati che possano in qualche modo garantire il futuro di questo Paese, che in questo momento sta vivendo un momento veramente particolare di grave crisi, e ritengo che questa politica che questo governo attualmente sta portando avanti, ritengo che sia una politica assolutamente sbagliata, già si vedono i primi segnali negativi di una quasi certa ulteriore recessione che metterebbe in ginocchio il Paese e soprattutto la nostra Sicilia, che è un territorio più debole, per cui dobbiamo essere veramente molto convincenti in questa campagna elettorale, convincere quanta più gente possibile ad evitare il voto cosiddetto di pancia, insomma, invece a riflettere sul futuro nostro, dei nostri figli, dei nostri nipoti, e cercare di farci rappresentare in Europa da persone che lavoreranno per un'Europa unita, perché sarebbe veramente un grave errore ritenere che si debba essere prevalentemente nazionalisti indipendentemente dalla nostra Europa. L'onorevole Saverio Romano propone oggi la sua candidatura alle elezioni europee qui ad Agrigento. Con quali obiettivi? Per rappresentare anche le esigenze di una Sicilia che purtroppo va sempre indietro. Ma intanto va sottolineata la disponibilità e generosità di Silvio Berlusconi a volere aprire la sua lista a tutte le forze del PPE. Io sono in lista con Forza Italia proprio in rappresentanza dei centristi in Sicilia, e oggi qua ad Agrigento, insieme all'amico Enzo Fontana e all'amico Roberto Lagalla, stiamo incontrando un po' di amici per spiegare questo percorso politico che ci vede sempre ancorati al Partito Popolare Europeo, per dare un contributo affinché questa nuova, ondata populista possa essere fermata non soltanto in Italia ma anche in Europa. Un voto anche in chiave antileghista? Diciamo che è un voto antipopulista e antisovranista. Tutti coloro che si iscrivono a quel movimento populista europeo o al movimento sovranista europeo sono alternativi a noi, e noi siamo alternativi a loro. Ecco, quanto è importante questo voto, onorevole? È importantissimo, perché questo voto non soltanto ridefinisce i confini della politica italiana, anche in termini di prospettiva, verso dove va l'Italia, ma è importante perché l'Europa oggi ha bisogno di forze che tendono a tenerla unita anziché a dividerla. Abbiamo visto gli effetti nefasti della Brexit, vogliamo evitare che altri paesi intraprendano quella strada e soprattutto vogliamo evitare che l'Italia intraprenda quella strada. Ecco, i suoi principali punti programmatici del suo programma, appunto, per convincere gli elettori a votarla. Noi convinceremo gli elettori a votarci perché abbiamo un'idea di Europa che è quella di renderla più forte cambiandola. Cambiandola significa introdurre una Costituzione europea, un governo europeo che si occupi di una politica estera comune, di una politica militare comune, di una politica economica comune.